Creare un dialogo concreto tra imprese e giovani, farlo con un approccio smart e vicino alle nuove generazioni di studenti. E proprio loro sono stati protagonisti dell'iniziativa Dove sono tutti, promossa da Nice to Job, progetto di Appindustria Servizi, insieme a Confapi Venezia e Salesiani Don Bosco, con il sostegno della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. A Sandona di Piave, all'Istituto Don Bosco, in 2 giorni 120 studenti di 5 diversi indirizzi di studio: elettrico, energia, informatico, meccanico, automotive, hanno incontrato 35 aziende del territorio in un momento informale pensato per favorire connessioni e opportunità. Oggi il tasso di disoccupazione in Italia dei giovani tra i 15 e i 25 anni si attesta al 19%. È uno dei minimi storici delle nostre serie storiche italiane, ma rimane uno dei livelli di disoccupazione giovanili più alti d'Europa. È quindi necessario, per rafforzare il nostro sistema manifatturiero, per affrontare le sfide del futuro, riuscire a coinvolgere di più i giovani nel mondo del lavoro, riuscire ad attrarre le eccellenze. Approfondimento, condivisione e ascolto necessari per costruire un ponte tra aziende e lavoratori e favorire l'accesso e l'inserimento professionale dopo il percorso di studio. Don Bosco è stato il primo che ha stilato il primo contratto di apprendistato in Italia, e questo oggi è l'evento che probabilmente culmina in questo incrocio tra scuola, aziende e istituzioni, proprio per pensare al futuro dei nostri giovani. E noi lavoriamo in questi eventi proprio per investire per i nostri giovani e per concretizzare quella che era l'idea di Don Bosco nel 1852, data in cui è stato stilato il primo contratto di apprendistato. I nostri ragazzi entrano in azienda già in seconda, fanno uno stage in seconda ma anche in terza, e però incontrare le aziende in occasioni come queste permette loro di toccare con mano le realtà aziendali, quelle che sono le opportunità per il futuro. Investire nei nostri ragazzi, investire nelle nostre scuole e spiegare agli studenti che il loro futuro è a portata di mano, che il futuro è una loro scelta e che la possibilità che hanno oggi, molto più diffusa di quella che avevamo noi, perché oggi sono pochi i ragazzi, di scegliere il loro lavoro e di puntare su un futuro che sia veramente qualificante, è veramente un passo che le amministrazioni non possono perdere. Io ringrazio Confapi per questo impegno continuo che mette nel collegamento scuola-lavoro. Con tanti giovani che se ne vanno all'estero, l'obiettivo è farli restare qui con la possibilità di trovare un posto di lavoro qualificato, giustamente retribuito e che dia soddisfazione, senza perdere un patrimonio indispensabile per la società. Confapi si conferma filo conduttore tra scuola e impresa, favorendo l'incontro tra studenti e realtà produttive del territorio. Uno degli elementi principali della rappresentanza è proprio cercare di valorizzare il talento delle persone. L'Italia è un paese che investe poco in ricerca e sviluppo, ma deve investire ancora di più sulle persone. Sono le persone la chiave del successo e del futuro del nostro paese.